La live è attivatas. Allora, vediamo se va tutto. Vabbè, qua va bene, tutto bene. Tutto bene. Ok. Oh, che bello quando le cose funzionano, Gianmarco. Ma all'improvviso si bloccherà, tu, però va bene anche così, ci piace. Allora, Gianmarco, c'è anche stato un aggiornamento dei driver Nvidia, quindi c'è la possibilità che l'errore non ci sia più. Noi però il trick continuiamo ad usarlo. Allora, aspetta che... cioè, ecco qua. Allora, tutto a posto. Gianmarco, io ci provo. Mi metto comodo in una posizione, tanto non dovrei alzarmi, che se mi alzo e appaio in mutante, il canale è... Ma no, fa troppo caldo, non si può stare. No, lascia stare Gianmarco, lascia stare, lascia stare. Esce un po' di pirulo fuori all'improvviso, lasciamo stare. 3, 2, 1, Prostil. Casabianca? Fottuto, mi sono ricordato stavolta. Questo è un... questo stavo pensando. C'è anche Enzo. Salve, un giovane Dante. Ok, devo ricordare sta cosa. Ok, a posto, tutto a posto. Ok. Pensavo avesse fatto un rutto, Gianmarco. Ok,
Salve, quello, lodi al sole anche a lei. È entrato quello e è apparso una scimmia? Casualità? Ah, capita, capita. Quello che maggio è finito. Yam. E picchiandoti a bestia con tuo fratello. Potrei dire una cosa poco gentile, quindi mi asterrò. Ecco, autocensura. A faccelo diamantone. È grosso, Gianmarco, è grosso. Ah, attenzione, attenzione. Conosci il babbo? Non è che è uscito, che poi non mi ricordo proprio. Sì. Ah, io i Devil May Cry li ho fatti, però è passato tanto di quel tempo che poi non li ho più toccati, non mi ricordo tutte le cose. Ehi, ehi, limoncione, mi piace tanto. Ecco, vabbè, aggiustiamo prima il mondo, poi ti faccio conoscere mio fratello. No, è un problema poi, problema. Il diavolo deve piangere, sì. Al momento non piangeva, ma limonava, quindi piangeva dentro. No, secondo me pensava più ad altro. Certo. Cacciamo pure i demoni nel frattempo, però questo è secondario come cosa. Yam che ti piace tanto. Avvicinati, appoggia la testa. Non per la fine di questa puntata, ma forse per la fine della stagione. O forse molto più avanti. Ok, lui c'è ancora? Che poi si è andato 3 anni fa. Andiamo là, vediamo. Dovrebbe esserci. Mm, la tigre.
72 ore inizierà quando uscirà Persona 4 Golden Remake, che è il primo titolo più vicino. E Persona 6 soprattutto. Tu spera che annunciano la data di Persona 6. Lo faccio come per il 3 Reload, parto dalla mattina fino a quando non vieni tu, un pochettino ci sta che poi si fa altro. E poi si continua il giorno dopo. No, là succederà 72 ore non di fila, no, ma tante ore nei primi giorni, se possibile, assolutamente sì. Questo sa tutto, già, ma 12 ore estendibile al giorno successivo dopo un periodo mio di riposo, sì, si può fare. Con quello sicuro, poi se c'è qualche altro titolo e le possibilità lo permettono, perché no? Però per quello il tempo lo dovrò trovare per forza. Dormo in live? Ah, guarda, non ci sarebbero manco problemi. Metto così, abbasso la poltroncina qua dietro e dormo. Il sub parte la sveglia, pettino sonoro. Quello non mi mettere strani pensieri in testa perché davvero poi mi viene voglia di provare a farlo. Poi però se la faccio e tu non ci sei, scoprirò dove abiti, io ti troverò. Si è avvisato. Io ci sarebbe. Ok, ok. Che cazzo? La Madonna. Scusate, questo chi l'ha fermato la prima volta? A parte che già settimana prossima iniziano gli eventi e quant'altro, quindi noi vediamo come organizzarci. Già stavamo parlando prima per martedì, giusto? Il 2, martedì. Iniziamo con lo State of Play. Venerdì c'è il Summer Game Fest. E se non esce Persona 6 là dietro. Quanto è vero Gengis Khan? Bimba. Lei è Matilda. Secondo me lui si è andato a vedere Biancaneve al cinema e è rimasto scottato da Rachel Zegler. È rimasto, però ci è rimasto malissimo.
quello buon riposo, domani sarò inculato. No, vabbè, se ti piace può essere un giorno buono allora. Se invece lo intendi come cosa negativa, mettiti due mani vicino al buco del culo. Cerca di parare il colpo. Attutisci il colpo. Bella cintura di castità e nessuno ti fa niente. Tra quanti secondi lo vuoi l'assalto a sto posto? Non basta. Minchia, quello, so che sei di bocca a bue, però addirittura sembra un po' troppo. La chimica è troppo sass. Quello tu vai là e scascia tutto domani, tanto lo devi fare per forza. Cioè non te la puoi scappottare. Affronta il pericolo quello. Vabbè. Tanto nel frattempo sta facendo l'intervento divino di là, quindi. Vai Dante, vai Dante. Tocca fare CTR. Allora, sì, aiuterebbe. Però se poi lo passi con le sole tue forze. Sì, è Cameino, Cameino. Noi pregheremo per te domani, quello. Facci sapere com'è andata poi. Non è che mo mi diventa come Walter White, quello. No, quello, credimi, non è detto così o alla leggera come dicessi l'altra volta. Credimi, le forze ce le hai. Credici, tanto capisci pure che lo devi fare. Lo devi fare. In un modo o nell'altro, vai là e dai il tuo meglio. Poi se non riesci, vendrai inculato. Però provaci. Tanto l'anno prossimo non ce l'ho. A posto, escitene alla grande. Fai una bella interrogazione o compito o quello che è. Fai anche un drop di penna prima che lasci la classe e te ne vai. A posto. Ciao chimica, non mi avrai mai più. Se vengo inculato, vengo tipo rimandato. E tu impegnati per non essere inculato, anche perché non è sicuro. Il tuo culetto è ancora libero da oggetti esterni. Tutto a posto. Quindi vai a riposare e facci sapere. E non è aura. No. No, no, quella è proprio inculata. Quellone, buonanotte. Ya faccio come che Cozzalone. Se prendi 10, facciamo una 108 ore. Che domani possano assisterti alla Gesù tutte le divinità esistenti, che chiunque ti può dare una mano te la dia. Ecco, aspetta, il sesso c'è in questa puntata già. Il sessone c'è. Sì, Gianmarco, c'è stato. C'è stato. Ok, è passata un'ora da quei momenti, quindi Dante ci è andato abbondantemente. Ma tu poi perché vuoi svegliare una divinità che vuoi distruggere tutto? Ma perché? Sì, io se si che patana, cioè, ma eccoli, vai. Oh, piccolo cameo, Giammo non si sente. Ah, prova. Ah, tu mi senti? A me mi senti? Questo è il microfono. Sta qua, io lo passo a Gianmarco.
Magari perché c'è la riduzione del rumore con l'IA, visto che parlo più da vicino, forse ha capito il tono di voce e ti isola quando parli. A lui no. Strano questo bug di serata. Va bene, va bene. O abbiamo rispettato la cosa che se non c'è una cosa strana ogni volta, non siamo noi. Allora, qualcosa passa. No, questo sta passando. No, ehi, bambina non si tocca. Dante, e poi la porca puttana. Allora, tu tieni questo e non lo perdere. Matilde, cerca di non farti rapire. Sì, sì, a posto. Però lui ancora non era entrato in azione, dai. Però Capcom, ma perché non... Ya, fa pure con Resident Evil, una cosa, una bella serie animata così. E ti rifai la storia da zero. Che cazzo di cosa? C'hai tutto pronto, cioè. Ma stanno mettendo anche elementi da altri giochi Capcom. Fai un mini Capcom Universal Cartoon, movie, anime, che chiamo come... O tu, cazzo. Questo è giustamente più action. Quella la vuoi fare un po' più horror e splatter, eccetera, eccetera. Oh no. Però magari, visto che mi hanno messo le arpie, può darsi che uscirà. Ah, cioè, ma stagioni future. Vi ricordate le arpie nella stagione 2? Io sono la regina. Boom. Ah, il materiale ce l'hanno, ma se la continuano così, sinceramente. Devi caricare la barra, tanto. Forse non gliel'hanno detto. Bonsoir, Gabri. Eccolo, è arrivato. È lui. È Pippo Franco. No, no. Capito, ma quanto cazzo ne hai? Minchia che botto. Scusa, Dante, hanno fatto tutto a 100, e poi, perdona, forse non se le è portate dietro, ma non credo.
Oggi non sto di buon umore per motivi familiari. Cercherò di essere il meno stronzo possibile, ecco, il meno fastidioso. Allora, Gabri, innanzitutto speriamo che sono cose che si risolvono. Anche per me, pure per altre persone che conosco, forse sarà qualcosa in sti giorni, ma sono giorni un pochettino difficili. Passano, ci sono altri giorni davanti. Poi che tu sei meno stronzo e meno fastidioso possibile. No, Gabri, fai quello che fai sempre quando sei qua. Sì, Gabri. Se diventi fastidioso, c'ho un pulsante e ti blocco. Non l'ho mai usato con te. Sì. No, già, ma c'è pure la Formo, quindi. No, fatta, è riuscita ad avanzare fino a là. Oh no, Tropius. Ah, boh, tu comunque c'è una sorta di plot armor, quindi dai. No, tu poi ti papà la plot armor, quella là proprio grossa, quindi non muori. Incazzati. No, ma non sta passando. Anche perché, come vedi, è uscita la notifica. 3 live stiamo riuscendo a fare in sto periodo e sei stato in tutte e tre. Vai, Gabri. Dai che mo finisce pure la scuola. E ha preso botta bella grossa. No, non puoi essere morta, no. Aspetta. Eh no, mo sei incazzato. C'era qualcuno che l'ha provato a fermare, però no, sono durati poco. No. E mo può apparire solo lui che può apparare un attimo la situazione, perché sennò so cazzi. Sì, qua non ancora. Dai che si è rotto. No, no, no. Detto che la bambina si faceva prendere. Magari sì. Oh no, vabbè. Hai sbloccato un nuovo trauma.
Quello già era uscito, non l'ho mai visto quello là. Ah, aspetta, non ricordo se l'altro penso che l'ho visto. Però è uscito un bel po' di tempo fa, mi sbaglio. Ah, ok. Ok. Eh no, è andata male. Molto male. Capcom, questo è Villa Spencer. Ah, lasciami se... Gianmarco, coppole di minchia. Via. Er Purgatorio. Mm. Guarda, ma è guardalo, è Resident Evil, guardalo così, è proprio lui. Mannaggia la miseria. Cioè, arrivi ad una stagione 2 e puoi fare anche uno spin-off, episodi da Raccoon City nella città, mini storie con gli zombie. Cioè, ma è tutto scritto, Capcom, porca la miseria. Sì, tra i vari giochi qualcosina ogni tanto c'è. Tu togli demone, metti zombie, fai horror, fatto. No, ma da apprezzare questo è che la cosa che sto notando da quello che mi stai dicendo tu che sei più esperto di me su Devil May Cry è che comunque ci sono molte citazioni, molte cose prese di proprio belle pari pari dai giochi, perché chi ha diretto il progetto è un appassionato e gli piaceva Devil May Cry, quindi ti metti con l'impegno anche dei videogiochi e cose varie, così escono fuori un certo tipo di prodotti. Troppe domande. Statanazzo. Considera i tempi con quello che le era capitato e tutto, sì. Io vendico famiglia. È fatta bene, la storia sta mettendo sempre più cose in mezzo. 8 puntate, la durata giusta.
Diamo un po' di cazzo di Netflix, diamo un po' di budget al progetto. Ma pure 2 episodi in più a stagione, fai 10, numero perfetto. Sì, sì. Però 10 è più bello. Tu apri, fai 10. Ah, posto. Giustamente si è preoccupato, anche lui è essere umano. No, allora, no, al contrario, sei proprio l'unica che non ha capito niente. Eh, facciamolo uscire perché noi vinciamo. Va bene. No, no. Ma è la verità, me l'hanno detto persone che sanno quello che dicono. Ecco, ma l'ha fatto sempre con toni affettuosi, però, eh. Ma mo che tono... Ho capito? Questo è uno dei quadri che appare in Persona 5 pure, quindi. Crossover Devil May Cry Persona. Confermato. No. Ehi, che ci fa questo qui? Non lo devi toccare. Certo, certo. No, e tu ne hai capito a chi c'hai davanti poi. Cioè, non è il problema katana o non katana, per il livello a cui siete voi. No, ragazzi. 2 già non ci sono più. Bravi ragazzi, è la scelta migliore. No, ma non conviene proprio a ci pensare, Gianmarco, dai. Spiega alla bambina quello che è successo, spiegalo tutto.
E non è male, eh? E non è male. Oh no, gli ha messo il caschetto. Che cosa gli fai vedere, mo? Ok, l'alba dei tempi. Che è la festa locale, la festa del sangue. Vabbè, ogni paese tiene le usanze su. Eccolo qua. Salve. E loro sono contenti che ormai sono devoti. Quando era ancora una piccola statua. No, ha distrutto tutto. I quattro sono arrivati sulla Terra in modalità sfera del drago. Oh, c'è un bastone. Sembra Leonardo da Vinci. Oh, ehi, signore, vai, è la spada nella roccia. No, t'ha fregato. Pensa se lo toccava una formica. A posto. E tu stai portando avanti tutto da un bel po' di tempo avanti. No, tu se uccidi io torno poi.
Capito? Ma ti hanno aiutato e te l'hanno portato. Ah. Dopo che hai lavorato a sto progetto per 400 anni buono, un bell'attico te lo sei meritato. Poi hai sterminato un bel po' di persone. Chi non ha detto comunisti? Ecco, ah, ok. Si erano offesi un attimo e si erano fermati, sì. Vabbè, si potevano un attimo dividere al meglio i sottotitoli così. Va bene, va bene. Netflix, oh, ragazzi, lo deve solo andare un attimo giù lui e lui deve riprendere la spada. Ecco, ya dobbiamo fare la scenetta che vi inizio a menare tutti. Va bene, va bene. Fatto. Quella non capite neanche da dove è arrivato. Si è solo preso la botta. A posto. No, ma tanto ha capito pure dove è la zona e tutto. Ora mi dai la spada o devo venire un attimino con maniere un attimino più dure? Bambina, e tu ti sei fatta prendere un'altra volta. Ah, dai, morso, t'ha detto Dante. Ecco, e mo so cazzi tu. No, Matilde, hai appena sbloccato il tuo secondo problema psicologico. Secondo trauma sbloccato. Sì, vabbè, c'ho pure la spada. Sta tranquillissima, mo.
No, è fondamentalista. Attenzione. Ci sono tua mamma. Vabbè. Ecco, a posto. Ah, fa Mock gliel'ha detto. Te l'ha detto proprio nel miglior modo possibile. No, no, ma aiuta a vivere tutti un attimino meglio. L'hai conosciuto. Hai fatto quello che voleva lui. A posto. Prendi anche pistola. No. Oh, no, Gianmarco, ho rotto la spalla.
Ok. Questo è il metodo semplice. Oh no. Ah, c'è Facebook Chill. Ok, vabbè. Benissimo. No, sono arrivati i demoni. Meglio così. Meglio, molto meglio così. Ok. Chi deve essere abbattuto adesso per passare? Eccolo. Salve. Chi siete? Salve. Hanno capito chi è? Facciamo il festino nell'antico tempio qua costruito con oggetti che stanno a mezz'aria e si illuminano di verde. No, no, tutto a posto. Con l'antico tempio al centro. No, no. Sì, mangiate e bevete tutti, proprio tutto a posto. Cioè, come ti alzi quella mattina e vai ad un party dove sai che poi succederà la fine del mondo? Cioè, ci vai tranquillo. Anche belli grossi, mettiamola così. Stai per essere sgamato. Eh, eh, ti ha detto la verità.
No, no, quello è proprio piane. Che arrestatelo e quando lo arresti a questo? No? I magici Marines volanti. No, no. Ma l'hai visto usare le abilità col contorno viola pure tu? Devo fare due domande. Questo è un tipo scuro. No. Ok, fai uscire lei. Tacci tuo. Non parte. Capita, Gemma. Dai, ecco qua. A posto. Ottimo. No, no, il corpo umano non è fatto per assumere queste dimensioni e scoppiare. Ah, come hanno fatto la festa in passato, hai capito? Per evocarlo. No, non uscirete da qui, no, no, no. Aspetta. Grazie. Dai, a posto. Sì, no, 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 te l'aveva detto lei. Completamente cancellato dall'esistenza. L'eclissi è arrivata, gli oggetti ci sono, la canzongela pure c'è. Sì, è solo loro insieme, ce la possono fare, già, ma cittadini che state sotto, vedete questo lampo di luce che non è normale, iniziate un attimo a prendere le distanze. Questi qua già se ne sono andati, già, ma no,
prosciugati proprio. No, si è presentato bene però, eh. Venom. Ah, non era così. Sembrava però da come la stava dicendo. Allora, Gianmarco, si può continuare benissimamente, ci restano le ultime due. E stacchiamo con un pensiero che facevo mentre stava andando sta cosa qua. Già, ma abbiamo un'idea che pure si potrebbe applicare ad un concetto simile, mettiamola così. Sempre Capcom, sempre una serie girata anime in questo modo qua, con questo impegno su Monster Hunter. Ti crea una storia, ti crea qualcosina. Fatto. Benissimo. Per questi altri consigli su chi ha diritti per alcuni prodotti, ma poi non fanno le idee per avere dei soldi, rivolgetevi a noi, a me e Gianmarco, e abbiamo tante idee per farvene fare tantissimi, poi decidete voi. Allora, nel frattempo, Gabri, non so se ci sia ancora, noi adesso stacchiamo e ci vediamo nei prossimi giorni. Quindi, nel frattempo, buonanotte a tutti e speriamo che le cose si risolvino. Ciao Gabri, buonanotte.